tutto. Allora ti volevo chiedere, in questa pausa della nazionale, dovuta agli impegni delle nazionali per meglio dire, come avete lavorato, su che cosa avete puntato? Eh, bueno, abbiamo lavorato bastante bene. Ha sido una settimana lunga, ma con troppo lavoro per la squadra. Eh, manca 4-5 giocatori che hanno andato alla nazionale, ma stiamo aspettando al video questa settimana per analizzare la partita all'Empoli. Tu personalmente come ti trovi con il tipo di gioco, il modulo impostato, soprattutto la filosofia di gioco di mister Giovanni Stroppa? Bueno, bastante bene, ¿no? Stropa el juego que facciamo è bello, bonito, ma dobbiamo vincere tutti la partita perché siamo una squadra troppo forte per la Serie A, però dobbiamo dimostrarlo giorno tra giorno. eh, sono contento, sono comodo. Eh, bien. Ecco, ma quindi stai anche bene fisicamente, diciamo così, come stai? Sì, fisicamente sono bene, è un diverso, a ver, difficile per me. Es difícil porque el juego es andata-retorno, tutti la partita, ma hay momentos del juego que con calma, con la pala, descansamos. ¿Capito? ¿Cómo se dice? Descansamos. Riposare. Se reposare. E poi ti chiedo, ultima cosa, poi lascio la parola ai colleghi, parlare di Empoli appunto. Con quale atteggiamento dovrete affrontare questa partita contro questa squadra, appunto l'Empoli, e che squadra ti è parsa finora, ecco? Una partita difficile, giochiamo fuori casa e dobbiamo essere attenti desde il primo minuto. Empoli è una squadra forte, ma desde il primo minuto dobbiamo essere attenti perché dobbiamo vincere la partita, perché lo che ti dico è Empoli è una squadra forte, ma analizzeremo la squadra y dopo vamos a ver dónde los podemos hacer più daño. Prego, Peter. Senti, all'inizio della prima parte del campionato, dopo che eri arrivato a gennaio dell'anno scorso ed eri diventato subito titolare, non trovavi posto nella formazione iniziale. Poi invece ultimamente, quando sei partito titolare, non sei più uscito. Ti ha fatto un po' soffrire quel periodo in cui non ti faceva giocare fino al primo minuto l'allenatore, o hai sempre sentito in realtà la fiducia nei tuoi confronti? Bueno, somos 20-30 jugadores, es difícil. La squadra cuando empezó a jugar el primer partido del inicio de la liga estaba bien. Empezamos ganando al Bari. Había jugadores en mi puesto que estaban un poco mejor que yo. Y bueno, tenemos que ser todos importantes porque la liga es troppo lunga. Es lo que te he detto, la importancia de la squadra è che tenemos que ser tutti importanti. Sì, ok. Se ho capito tutto a posto. Sì, Sì, prego. un'altra domanda e poi ti lascio a Pep. Boin ha detto che è venuto a Venezia perché è convinto che siete la squadra più forte della Serie B. Sei convinto anche tu che sia Venezia la squadra più forte della Serie B? Buono, dobbiamo dimostrarlo giorno tra giorno perché siamo una squadra troppo forte, è vero, ma sarebbe difficile.
è lo che ti ho detto, partita a partita e dobbiamo vincere soprattutto nella nostra casa e dobbiamo dimostrarlo. Non mi piace dire che siamo una squadra forte se dopo non lo dimostriamo nella partita. Ciao Kike, senti, ti chiedo sul tuo ruolo. Il mister ti ha fatto giocare in mezzala, dietro la punta, sei un giocatore ovunque, clamorosa qualità, stai giocando veramente bene, però hai una zona di campo dove ti trovi bene oppure per te basta giocare come dicono tanti tuoi colleghi alla fine? Buon, grazie mille. Sì, mi piace giocare, mi piace stare in contatto con la palla tutta la partita. E, a disposizione del mister, no? Il mister decide dove devo giocare. Poi posso giocare dietro la punta, come ho detto, e posso giocare in mezzala. E lo importante per me è vincere tutti la partita perché dobbiamo ritornare in Serie A. Senti, l'anno scorso hai giocato in Serie A, cosa ti pare della Serie B italiana? Sono solo 7 partite, però è un torneo difficile, no? Sì, è diversa perché al essere, come abbiamo detto, una squadra troppo fuerte, las demás escuadras están detrás de la pala, es difícil hacerlos daño, ¿no? È diversa, ma debíamos atacar a tutta la squadra y hacer en muchas ocasiones de gol porque tenemos jugadores con mucha calidad. Prego. Ciao Kike, volevo tornare alla domanda del mio collega precedente dove ti chiedevo appunto le prime partite le hai fatte più da subentrante, ora da alcune partite sei diventato un titolare pressoché inamovibile. E c'è stata un'evoluzione anche nel rapporto con l'allenatore, nel senso che vi siete conosciuti meglio in un certo senso a livello tattico oppure c'è anche una questione di condizione fisica? Dobbiamo preguntárselo a lui. No, penso che lo che le he detto è la condizione fisica. Yo estoy bien. Prima la partita contra el Bari es lo que te he detto, había jugadores meglio que yo, penso, por eso no he comenzado jugando. Dopo hay momentos en la partita que el mister ha decidido un'altra cosa, ma lo importante per me, io voglio giocare, ma siamo tutti importanti perché la Liga è troppo lunga e va a haber troppo momento che va a giocare uno, va a giocare un altro e lo importante è tenere a tutti la squadra conectata e giochi quien giochi che lo haga bene. E a proposito della competizione della Serie B, visto che ormai sei qui da quasi un anno, volevo chiederti innanzitutto qual è la differenza principale che riscontri rispetto al campionato spagnolo e proprio nella Serie B nello specifico se c'è qualche particolarità che riscontri. Scusa, no. E se c'è qualche differenza tra il campionato spagnolo e proprio la Serie B italiana. Serie B con campionato spagnolo e Serie B? Sì. No he giocato in Serie B spagnolo solo 4-5 partite non lo so, ma penso che è diversa perché è troppo fisico. Qua in Italia è troppo divertente, è vero che è troppo divertente perché hai troppe occasioni di gol, ma mi piace il gioco così. Grazie a tutti. C'è l'ultima? Sì, vai. No? Sì, prego, l'ultima. Volevo chiederti, è arrivato anche un altro giocatore spagnolo che è Antonio Casa. È una cosa che ti fa piacere avere un altro connazionale in squadra? Ti aiuta anche, a parte che sei molto integrato nel gruppo. Sì, adesso la chiudo io a lui. Sì, no, è diverso perché hablamos lo mismo, normale. No, Antonio Casas es un buen jugador, tiene mucho gol. Es lo que te digo, sei atorante, Casas, llevo a Dani Fila.
los necesitamos a los cuatro que hagan 10 gol cada uno per ritornare in Serie A, perché è importante che se non fai un gol uno lo fai un altro. Per me è importante los cuatro in questa squadra.